E abbiamo in studio, la salutiamo e la ringraziamo, Serena Verga. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Serena, buongiorno. Benvenuta qui a Cittadella. Stiamo già Grazie sentendo mille. in sottofondo il tuo brano che poi ascolteremo dopo. Dunque, noi ci siamo sentiti più volte in questi giorni per cercare di capire qual è il tuo percorso artistico, che è nato non soltanto nella musica, ma sei appassionata di arte, diciamo, in generale, Sì, a sì, a tutto 360 tondo. gradi. E la musica perché? Da dove nasce questa passione della musica? Io dico sempre che secondo me succede un po' per caso, un po' come l'amore, no? Ho sentito che la musica mi chiamava, è stata lei a scegliere me più che io lei. A chi ti ispiri? Quali sono i generi preferiti? In realtà sono molto eclettica, anche perché ho studiato in accademia anche musical, quindi il musical tende a toccare un po' tutti i generi musicali. Sì. E in realtà ho studiato anche jazz, quindi canto moderno in generale, ma anche jazz, quindi pop, musical, jazz, un po' tutto. Tu sei di Grottaglie, giusto? Sì. Sei di Grottaglie e c'è un bel movimento, insomma, in generale in provincia di Taranto di musica, di musicisti. Decisamente sì, bisogna secondo me farsi sentire ancora di più, però di movimento ce n'è veramente tanto. Anzi, ringrazio Radio Cittadella per dare spazio anche agli artisti emergenti. Caffè pagato per questo bel complimento che ci hai fatto. Grazie. Ok, con zucchero o senza? Dai, facciamo un cucchiaino, addolciamoci nel periodo natalizio. Per Natale invece stai preparando qualcosa, i tuoi progetti musicali, discografici? Sì, ieri sera, no, discografici ancora no, però ieri sera anche nelle prossime settimane ci saranno vari appuntamenti artistici con l'associazione Rete e con altri progetti che porto avanti come cantante, cantautrice, ma anche insegnante di canto. Come insegnante di canto, quindi Yes. anche. Bambini, piccoli, grandi? Sì, assolutamente. Proprio ieri ho fatto una serata come direttrice di coro di Voci Bianche, erano circa 80 bambini di scuola elementare. È stata una splendida esperienza perché i bambini poi sono amore puro, quindi come si sono comportati? Bene, sono stati bravissimi. Non sono stati indisciplinati nonostante No, le feste? assolutamente. Senti, adesso ascolteremo tra un po' il tuo brano rigorosamente in italiano. Sì, Italiano. assolutamente. Amo anche cantare molto in inglese, quindi chissà, magari nasceranno anche canzoni in inglese. Perché sai, c'è sempre questo dualismo italiano, inglese. Io amo sinceramente esprimermi in entrambe le lingue, però sicuramente essendo italiana ci tengo a scrivere e ad esprimermi in italiano. E per quanto riguarda la produzione, i musicisti che collaborano con te, c'è uno staff che ti segue? No, in realtà sono totalmente indipendente. Che bello, bravo. Quindi mi muovo molto da sola, però sicuramente capitano serate in cui collaboro con vari musicisti anche del nostro territorio. Senti, ci vuoi descrivere il brano che stiamo per ascoltare, Fuori Luogo? Sì, diciamo che non è né una canzone d'amore e neanche una canzone di denuncia. In realtà è come se ascoltandola ci accingessimo ad aprire un diario segreto, dove poter appuntare, come dico sempre io, pensieri in disordine, un po' come sono i miei. Mi piace parlare di noi, parla insomma un po' di tutti noi, ecco, a un passo tra la favola e la realtà insieme, e delle nostre insicurezze, quindi spero che tanta gente si possa sentire anche dentro totalmente. Che Serena sta frequentando un master, adesso sbaglio sicuramente, in vocologia. Sei stato bravissimo. È vero? Vocologia artistica. Oddio, che significa vocologia artistica? Cioè brevemente è semplicemente lo studio della voce. Sì. Quindi lavoro con maestri sia nazionali che internazionali, sia medici foniatri, specialisti che logopedisti, ma anche docenti di canto che vengono da tutte le parti d'Italia e oltre, che ci spiegano come è fatto non solo anatomicamente la voce, quindi l'apparato anche fonatorio e tutto il resto che ne consegue sulla respirazione, ma anche musicalmente. Quindi è proprio lo studio della voce ed è realizzato dal dottor Fussi, che è un foniatra che ha dato vita a questo studio in Italia e fa sia vocologia clinica per i medici che vocologia artistica per gli artisti, appunto. Che bello. E ogni 2 anni si tiene anche il convegno internazionale della voce artistica al Teatro Alighieri a Ravenna. Ecco, ho imparato una cosa nuova. Sì, è una bellissima realtà italiana che purtroppo non tutti conoscono in tutte le regioni. Ma ci sono anche gli esami? Ma ne vale la pena. Ci sono gli esami anche? Il master prevede una tesi finale.
Non so se ci saranno esami e non mi mettete già ansia da adesso. No, non voglio. Perché non ce l'hanno ancora detto. No, perché sai, ma anche la tesi finale in vocologia, cioè è soltanto scritta, ti devi esibire, come penso funziona? di no, non ce l'hanno ancora detto perché hanno detto man mano vi diremo le cose ecco. sul finale, però la tesi è quella sicura, la tesi scritta. Quella classica. Yes. Poi magari durante la discussione. Naturalmente è un master post laurea. Ok. Quindi io lo posso fare perché sono laureata e quindi si può fare la preselezione e sono stata presa in graduatoria tra i 30. In bocca al lupo. Grazie. Che bello questo master in vocologia. Vedi? Hai imparato. Ho imparato una cosa nuova. Sembra uno specialista, che poi anzi sicuramente lui è uno specialista medico anche, no? Io Vado dal naturalmente, vocologo. Naturalmente noi docenti di canto non ci spacciamo per medici, sono No, due vabbè, certo, ruoli certo, completamente diversi, però sicuramente anche per non rovinare le voci dei futuri allievi che avremo, perché stiamo parlando di voce, quindi della salute di una persona. Bello, una cosa molto molto bella e interessante. È interessante anche questo tuo percorso artistico che viaggia un po' su a un metà dualismo tra musica e teatro. Sì, perché io ho sempre amato il teatro oltre che la musica. Ho iniziato in realtà con la danza da piccolina, oltre che con cori folcloristici, e poi mi sono spostata ancora di più sullo studio prettamente della musica, quindi teoria musicale, solfeggio, canto individuale e corale. Ma non usare termini troppo complicati, però, perché altrimenti non ti capisco. Teatro musical, okay, va bene, canto, l'ho. danza, recitazione. Questo ce l'ho. Perfetto. Di musico, cosa hai fatto nei musical? Qualche edizione, provino, esibizione? Finora ho fatto pochissimi provini perché comunque ho studiato tanto tra l'università, ora il master, quindi mi butterò ancora di più adesso nelle audizioni nazionali, quando vedrò che comunque nei bandi chiederanno più o meno le mie caratteristiche sia vocali che fisiche. Non posso chiederti se vuoi più bene alla musica o al teatro? No, non si può. No, voglio bene a tutti e due. No, è una domanda troppo difficile. È come chiedere se vuoi più bene a mamma o papà, è la stessa cosa. Esatto, è Hai uguale. visto? Vedi come ti ho salvato alla domanda difficile che ti ho fatto in precedenza? Grazie. Prego, figurati. Stiamo parlando, e abbiamo parlato prima anche, e adesso sicuramente non mi vorrai più bene per questa cosa, del mondo, del rapporto tra social e musica, che è un rapporto particolare. Sì, decisamente. È un rapporto che per me almeno è conflittuale, perché per come sono fatta io i social sono una bellissima realtà se ben usati, però sicuramente per me, che magari non sono molto per l'apparenza ma per l'identità artistica, certo crearla adesso attraverso i social per chi come me non è nato proprio nel 2000 mi risulta sinceramente un po' difficile, perché ci si basa molto sull'immagine e non sulla talento in sé, sulla sostanza, sì. Quindi per me sinceramente risulta un po' difficile, però me ne farò una ragione. Però ce la faremo. Speriamo. Come dice siamo positivi. Come dice una pagina Facebook, ma che ne sanno i 2000 di quelli che sono... Esatto. E quella canzone la sento.